Il deblistering è un nuovo servizio che si aggiunge già a tutti quelli che le farmacie oggi offrono. Nei prossimi mesi sicuramente potremo offrire questa nuova opportunità destinata soprattutto ai pazienti fragili, ai caregiver che spesso hanno difficoltà per somministrare la terapia a pazienti appunto in politerapia. Sappiamo che molte persone pigliano più farmaci, prendono più farmaci durante il giorno. Il seminario di oggi, molto importante, è destinato ai farmacisti della nostra provincia, perché un farmacista preparato, un farmacista informato è sicuramente un farmacista che darà garanzie sul servizio offerto. Siamo riuniti qua presso l'Ordine dei Farmacisti proprio per spiegare e farci spiegare da eminenti personalità del settore come fare al meglio questo servizio, che sicuramente troverà posto in quasi tutte le farmacie della provincia. Nella domenica di oggi, presso la nostra sede dell'Ordine dei Farmacisti di Agrigento, stiamo tenendo una riunione di formazione degli iscritti relativamente al deblistering. Cosa sarebbe il deblistering? È una nuova possibilità che è proprio prevista dalla nuova legge sulla farmacia dei servizi relativamente alla riconciliazione terapeutica. Cosa vuol dire riconciliazione terapeutica? Cioè, molto spesso il cittadino, uscendo dallo studio di uno specialista o di un medico di medicina generale, si presenta in farmacia e chiede al farmacista quella che deve essere il percorso terapeutico, come deve essere seguito tutto il percorso di presa in carico o di mettere in campo i consigli ricevuti nell'assunzione delle pillole o delle fiale o di tutte le forme farmaceutiche che gli sono state prescritte da parte del medico nella 24 ore. E quindi questa legge sui servizi, che è stata tanto voluta dai farmacisti e che è già una realtà in tantissimi paesi sia dell'Europa che fuori dall'Europa, prevede la possibilità al farmacista di poter predisporre un percorso terapeutico del paziente, predisponendogli un contenitore con dentro tutte le medicine distribuite nell'arco delle 24 ore che dovranno essere assunte dal paziente. Questo rappresenterà un aiuto notevole soprattutto nei confronti di quei soggetti che hanno una certa età e che molto spesso non riescono ad seguire con attenzione e nelle ore previste dal piano terapeutico in maniera corretta tutto il percorso clinico e di assunzione delle medicine. Quindi sarà un aiuto fondamentale che le farmacie potranno dare nei confronti delle RSA, ma anche nei confronti di tutte quelle persone allettate o che hanno avanti negli anni hanno al loro interno una serie di patologie di natura ostruttiva a livello broncopatico o diabete o antipertensivo, e quindi sono costretti ad assumere almeno 7-8 differenti medicine nell'arco della giornata. In questa maniera il farmacista sarà nelle condizioni di potergli spiegare in maniera attenta e caricare all'interno di un contenitore già predisposto tutte le compresse o le varie tipi di forme farmaceutiche che potrà acquisire. Ovviamente questa che noi stiamo facendo oggi è una fase di studio, non sarà reperibile già da domani in farmacia, ma insieme all'Ordine Nazionale dei Farmacisti, insieme al Ministero e insieme alla Commissione che sta stilando tutte le procedure, metterà in campo, e quindi credo che nei prossimi mesi, ci auguriamo, già siamo a completamento del 2025, durante il 2026 potrà essere reperibile in tutte le farmacie della provincia con una sua organizzazione molto chiara e con dei protocolli che vengono condivisi tra il Ministero, le farmacie e il sindacato dei farmacisti, in maniera tale che lo svolgimento e l'assunzione di questi farmaci avvenga in maniera corretta e non ci siano degli errori, ma soprattutto non ci siano degli sconfezionamenti di medicine, che molto spesso avviene, e un abuso di farmaci, ma soprattutto più che abuso di farmaci parliamo di un non corretto utilizzo dei farmaci, aumentando
stimando quelli che sono i costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, in conclusione, i farmacisti studiano in maniera costante per venire incontro alle esigenze del cittadino da un lato e dello Stato, del Servizio Sanitario dall'altro lato, per abbattere i costi di gestione della stessa spesa farmaceutica.